il legno è da sempre un materiale nobile e è da anni utilizzato per la produzione di finestre. Lo possiamo ancora trovare in diverse abitazioni, può avere diverse forme, può avere diversi colori e anche se troviamo serramenti datati in legno, hanno ancora una grande bellezza. È un materiale capace di trasmettere sensazioni indescrivibili, caldo e molto delicato al tatto. Negli anni il serramento in legno ha subito diversi cambiamenti, sia dal lato estetico che dal lato di durabilità. Questo perché sono state migliorate le vernici utilizzate e il metodo di applicazione delle stesse. Se si pensa che edifici tipo chiese, dove all'interno erano presenti serramenti in legno, sono durati centinaia di anni, un serramento trattato con vernice all'avanguardia del giorno d'oggi e con metodi tecnologici potrà durarne altrettanti. Un'azienda che ha investito molto in questo processo, nel processo di verniciatura, è Alpilegno. Alpilegno è un'azienda trentina, nata nel 1995 da un'idea del suo fondatore Loris Cellana, che all'epoca lavorava nel fienile del suocero. È un'azienda artigianale con un'idea industriale e un focus: produrre serramenti in legno e legno e alluminio ad alte prestazioni. Negli anni abbiamo sviluppato sia processo produttivo che processo informativo e ad oggi è presente in azienda la seconda generazione, che sono i quattro figli: Sofia, Fabio, Valentino ed Alessandro. Negli anni, come ho detto, abbiamo sviluppato e migliorato il flusso produttivo investendo in nuovi macchinari sempre più tecnologici e formando nuovo personale, arrivando ad ottenere un prodotto duraturo, ecologico e con un design unico capace di trasmettere sensazioni che solo il legno può dare. Nel 2020 Alpilegno ha investito in tre nuovi macchinari, che sono una nuova linea per la prima lavorazione, un nuovo impianto di verniciatura e una nuova linea automatica per l'assemblaggio. Facendo questo abbiamo migliorato ancora il flusso produttivo, il processo produttivo. Acquistando questo nuovo impianto di verniciatura, Alpilegno riesce a dare una durata del proprio prodotto fino a 10 anni senza manutenzione. Questo diciamo per due motivi. Il primo motivo è che abbiamo questo nuovo impianto di verniciatura che tiene umidità e temperatura costanti, come da specifica del produttore, e è dotato di un robot di tipo cartesiano che riesce a dosare con precisione la vernice, garantendo la completa copertura di tutta la superficie dell'infisso. Il secondo è dato dal ciclo di verniciatura Remmers, composto da tre mani di vernice, ogni mano con caratteristiche e compiti diversi. La prima mano, chiamata impregnante, ha una funzione di stabilizzazione dei legami tra le fibre, di impermeabilizzazione del legno e di ancoraggio della mano di finitura e di protezione contro l'attività dei funghi. La seconda mano, chiamata intermedio, ha il compito di assorbire l'umidità e compie una funzione di riempimento e di isolamento delle sostanze interne del legno. Questa mano può essere data sia a spruzzo che a impregnazione. La terza mano invece è la mano di finitura, che ostacola l'ingresso dei raggi UV, riduce l'assorbimento di acqua e offre una buona resistenza fisica e meccanica. Oltre a questo, Alpilegno ha voluto inserire una fase di carteggiatura tra la seconda e la terza mano. Questa fase di carteggiatura è molto importante perché dà al serramento una superficie liscia e ha un risultato finale di altissima qualità estetica. La sostenibilità ambientale non è più un tema che interessa una nicchia ristretta.
L'umanità non rappresentano che un briciolo di tutti gli esseri viventi presenti sulla Terra, eppure è arrivata a produrre una quantità di materiale più abbondante di tutta la biomassa, cioè di tutto l'insieme degli organismi viventi del pianeta. Secondo uno studio pubblicato su Nature, abbiamo varcato o stiamo valicando il momento in cui tutte le opere antropiche, ossia dell'uomo, sono arrivate a pesare più di un pianeta, microrganismi e persone e animali messi insieme. Il 2020 segna approssimativamente, con un margine di errore di 6 anni, questo punto di non ritorno. La massa totale di strade, edifici, dighe, infrastrutture in cemento, metallo, mattoni e vetro, cioè ogni cosa prodotta dall'uomo, inclusa la plastica, raddoppia ogni 20 anni. Perciò, oggi più che mai, la sostenibilità è diventata fondamentale. È fondamentale nell'edilizia, nel settore alimentare e nelle nuove tecnologie. Insomma, tutto deve essere concepito per essere riciclabile, durevole e poco impattante per l'ambiente. La perfetta definizione di sostenibilità quindi è qualcosa di durevole, a basso impatto ambientale, efficace e riciclabile. Alpilegno, che ha a cuore questa tematica, diciamo, studiato la propria produzione in linea con questa filosofia, utilizzando lamellare certificato PFC e investendo in energie rinnovabili. La certificazione PFC è una certificazione che garantisce che i prodotti basati su materie prime forestali e che raggiungono il mercato sono stati ottenuti da foreste gestite in modo sostenibile e tiene traccia di tutto il loro processo, dalle foreste al prodotto finale. Dimostra che ogni fase della catena di approvvigionamento è attentamente monitorata attraverso audit indipendenti per garantire che siano escluse le fonti non sostenibili. A proposito di essenze, Alpilegno da quest'anno ho iniziato a utilizzare questa nuova essenza chiamata Red Grandis. Il Red Grandis è un legno duro versatile ad alte prestazioni, apprezzato sia per le sue caratteristiche tecniche che per la sua sostenibilità ambientale. Viene coltivato in piantagioni in Uruguay, svolte con operazioni forestali certificate e si impegnano a lungo termine a preservare la terra dedicata alla sua crescita. È a tutti gli effetti il legno del futuro, è un'alternativa a vari legni esotici tropicali, diciamo che è più ecologico. Il Red Grandis viene coltivato all'interno delle piantagioni controllate Urofor, che praticamente sono situate in Uruguay e sono un'area praticamente di 27.000 ettari. Queste serre sono nate nel 1992 e sono dedicate allo sviluppo di questo particolare albero. La qualità del legno di Red Grandis percorre un miglioramento costante basato su un'attenta selezione delle piante, sin dalla prima fase dello sviluppo, una corretta preparazione del terreno e potature precoci. Il taglio finale di questo particolare albero avviene solo dopo 20 anni, al contrario di un albero di abete rosso che ci vogliono circa 120 anni prima che possa essere tagliato e impiegato per la produzione di lamellare per serramenti. Un'altra cosa che ha fatto Alpilegno è investire nelle energie rinnovabili. Alpilegno è provvista di 2 impianti fotovoltaici, uno da 100 kW sulla sede e uno da 200 kW sulla copertura dello stabilimento produttivo. Questi 2 impianti generano abbastanza energia pulita sia per alimentare i nostri macchinari e sia diciamo, scaldare lo stabilimento attraverso pompe di calore. Alpilegno è una ditta in continuo movimento, sempre alla ricerca di prodotti innovativi. Di anno in anno cambia o amplia la propria gamma dando al cliente finale sempre più possibilità di scelta. Una linea chiamata classica che riprende un attimo lo stile di una volta, lo stile barocco, e una linea moderna che invece è caratterizzata da un design minimale e leggero. A proposito di questa ultima linea, quest'anno Alpilegno ha presentato un nuovo modello chiamato LK92, un nuovo modello di serramento in legno che ha la particolarità di non avere il coprifilo, il filetto fermavetro interno. Se si è sempre pensato al serramento in legno con filetto fermavetro interno per permettere l'alloggiamento del vetro, questo ne è sprovvisto.
Facendo questo siamo riusciti a diminuire le sezioni dell'anta in legno notevolmente, sino a 13 mm, e ridurre il nodo centrale composto da montante dell'anta primaria e montante dell'anta secondaria fino a 27 mm. Oltre a questo stiamo portando avanti altre tre nuove linee di prodotto. Un nuovo serramento in legno un nuovo serramento in legno con sezioni ancora più minimali, quindi ancora con meno legno e quindi con più superficie vetrata. E un nuovo serramento in legno e alluminio che riuscirà ad avere sezioni ridotte paragonabili a quello che si può fare solo con un profilo realizzato completamente in alluminio, ma mantenendo le caratteristiche virtuose del legno, finora impensabile, e un nuovo modello di alzante scorrevole che avrà un particolare sistema di movimentazione, il quale diminuirà di molto gli attriti agevolando lo scorrimento. Con questo tipo di sistema si potranno movimentare ante fino a 300 kg con un'estrema semplicità. Non da meno il Plenio continua a sviluppare la propria struttura organizzativa e produttiva. Abbiamo appena intrapreso un programma di riorganizzazione secondo metodologie Lean Process che permetterà un'ottimizzazione della nostra linea produttiva, rimanendo così performanti rispetto alle sempre più presenti esigenze del mercato moderno. Le prospettive del mercato degli infissi in legno appaiono estremamente positive, sostenute da una crescente consapevolezza riguardo alle loro prestazioni superiori e al valore intrinseco del materiale stesso. È in grado di garantire elevate performance in termini di isolamento termico e anche acustico, resistenza e durata nel tempo. Inoltre il suo impatto ambientale è ridotto, essendo un materiale naturale e rinnovabile, e offre un'estetica raffinata che si adatta a diversi stili architettonici. Questi fattori stanno spingendo sempre di più consumatori e professionisti del settore a preferire soluzioni in legno, incrementando così la domanda sul mercato.